Dubbi sull'attendibilità dei test. L'ASP di Cosenza ha rallentato l'utilizzo dei kit BioCredit sviluppati da un'azienda coreana, sospeso anche lo screening nelle scuole. I medici di base parteciperanno alla campagna vaccinale per la somministrazione delle dosi a 130.000 ultra ottantenni calabresi, accordo raggiunto in regione. Ha danneggiato anche e soprattutto la collettività il sistema svelato dall'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Cosenza, che ha fatto luce sulla gestione della più grande ASP della Calabria, bilanci falsificati e 19 persone indagate. Tensione alta alle Terme Luigiane, braccio di ferro fra i sindaci di Acquapesa, Guardia Piemontese e la Sateca, la società che gestisce gli impianti termali. La società denuncia un sopruso, i sindaci atto illegittimo. Il questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, racconta ai nostri microfoni i servizi predisposti durante questo anno di pandemia, poliziotti sempre in prima linea nonostante il rischio contagio. Un pareggio e una vittoria per le squadre calabresi di Serie B, un punto per il Cosenza al Marulla con la SPAL, mentre gli Amaranto fanno bottino pieno a Pescara. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. L'avete visto dai titoli, l'ASP di Cosenza ha rallentato sull'utilizzo dei kit BioCredit sviluppati da un'azienda coreana. È stato sospeso anche lo screening nelle scuole, ci sarebbero dubbi appunto sull'attendibilità di questi test, ma sentiamo. A sollevare il caso era stato qualche settimana fa il segretario questore del Consiglio regionale Graziano Di Natale. Chiedeva di fare chiarezza sull'attendibilità dei tamponi BioCredit. Oggi ad avanzare dubbi, a dire che quei test sono forse inaffidabili, è l'azienda sanitaria di Cosenza, che di fatto ha rallentato l'utilizzo dei kit, quelli si precisa sviluppati da un'azienda coreana, la Rapigen, e di fatto sospeso anche lo screening nelle scuole. Ad avanzare sospetti, fa sapere il neocommissario Vincenzo La Regina, è stato un virologo della task force del comune di Reggio Calabria. Così l'ente si è rivolta all'Università di Catanzaro, che avrebbe verificato presunte incertezze sulle diagnosi. Anche a Cosenza, conclude il commissario dell'ASP, si utilizzano i test antigenici di Catanzaro e Reggio perché sono gli unici forniti da Arcuri e dalla Protezione Civile, considerato il protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità. Sarebbero in teoria, precisa la Regina, da poter utilizzare solo per attività del Dipartimento e non per quanto riguarda quella di screening, specialmente quella scolastica, perché in quest'ultimo hanno dimostrato una minore attendibilità. Di conseguenza l'ASP si riserverà di valutare e utilizzare i test caso per caso. Parliamo invece adesso di vaccini, perché saranno coinvolti, come vi abbiamo anticipato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali, anche i medici di famiglia per la somministrazione delle dosi a 130.000 ultra ottantenni calabresi. È stato raggiunto un accordo anche con la Regione Calabria. Attorno al tavolo, nel cuore delle istituzioni calabresi, la cittadella regionale Iole Santelli, ci sono il commissario per la sanità in Calabria Guido Longo, il presidente facente funzioni Nino Spirlì, il delegato per l'emergenza Covid Antonio Bellicastro, i rappresentanti della Federazione Italiana Medici di Famiglia Rosalbino Cerra e Gennaro Denardo, nonché l'esponente di intesa sindacale Francesco Masotti. Un confronto a cui nessuno è voluto mancare e che porta a un risultato concreto. Abbiamo raccolto la disponibilità della categoria a poter partecipare alla campagna di vaccinazione, con la possibilità di vaccinare già i 130.000 ultra ottogenari, e c'è solo da organizzare la distribuzione dei vaccini in maniera tale che possano arrivare negli ambulatori dei medici di base nel migliore dei modi e pronti per essere appunto utilizzati. Non è stata una riunione fiume e proprio il tempo restituisce il clima disteso, gli intenti comuni e gli step da seguire. È stato un incontro molto garbato, molto cortese, che si affinerà nei prossimi giorni con la firma di un protocollo ed è un altro tassello che prende il posto giusto in questo
mosaico della sanità calabrese che si sta componendo sempre di più giorno dopo giorno, e che sono convinto che nei mesi stabiliti per questo ultimo commissariamento riconsegnerà alla Calabria l'amministrazione della propria sanità. Intanto, per quanto riguarda il Covid, vi diamo una notizia: il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Giovanni Arruzzolo, è positivo al Covid, è in isolamento domiciliare. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non destano preoccupazione. Il Presidente della massima assemblea calabrese avrebbe dovuto partecipare oggi a Reggio Calabria ad una conferenza stampa alla presenza anche del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro per la presentazione di interventi riguardanti il porto della città dello Stretto. All'incontro però con i giornalisti a Reggio Calabria, in rappresentanza proprio del Consiglio regionale, ha partecipato il vicepresidente dell'Assemblea Luca Morrone. Intanto oggi si registrano un calo di positivi in Calabria, ma ancora 4 sono le vittime. Il leggero calo in nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria sono 197, mentre sono 2.622 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia nella nostra regione sono 34.064, quelle negative 465.794. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 68 a Cosenza, 19 a Catanzaro, 2 a Crotone, 47 a Vibo Valentia e 61 a Reggio Calabria. 249 i ricoverati in reparto, mentre sono 27 in terapia intensiva. Si registrano oggi altre 4 vittime, una nel Cosentino, una nel Catanzarese e 2 nel Reggino, che fanno salire il totale dei decessi a 617. Ora parliamo invece della facoltà di medicina all'Unical, che ha suscitato non poche polemiche. Il sindaco di Rende Manna dice: siamo al Medioevo. Dopo il parere favorevole dato dalla Regione per l'attivazione del corso di laurea di medicina all'Unical, una notizia attesa da tempo. Così il sindaco di Rende Manna ha proposto la nascita del nuovo ospedale dell'area urbana proprio ad Arcavacata, nei pressi dell'università. Non vorrei qui ovviamente avviare il percorso di dire nasce a Rende anziché a Cosenza o altro, no? Qui bisogna progettare un'idea di sviluppo complessivo del nostro territorio, delle nostre città e di quello che gira intorno a tutto questo dato. Allora si tratta di meglio pensare qual è il luogo. Lì c'è previsto, e a breve dovrebbe iniziare a aprire il cantiere, lo svincolo autostradale Unical zona industriale, è prevista la nuova stazione ferroviaria che è la più importante di tutta la provincia. Allora forse è opportuno ragionare su questo. Poi è evidente che c'è l'università e ci metti a fianco l'ospedale. Io credo che questo sia un'operazione di, voglio dire, non ci vuole molto per dire e partorire un'idea del genere. Stiamo parlando di cose abbastanza ovvie, di cose che in altri territori nascono naturalmente. Io non penso che ci sarà da discutere oltre modo su questo dato. Insomma, è un elemento sul quale riflettere, ma pensando a uno sviluppo, pensando a una città unica, pensando a tutti i temi che affollano la politica e gli argomenti della politica. Però c'è chi non condivide questa attivazione. Il movimento Catanzaro nel cuore è pronto a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. Questa notizia mi lascia senza parole. Lo dico perché non so come definire un'iniziativa del genere. Io credo in una politica che sia una politica che rispecchi le esigenze dei territori, la volontà di trasformare e di risolvere i problemi che ci sono. Uno si oppone alla nascita di una nuova facoltà perché ritiene che le eccellenze sono già tutte quante raggiunte. Non mi pare che sia così nel nostro territorio e nella regione. Mi pare più una cosa un ragionamento da feudo. Non la fate nascere a Rende
nella provincia di Cosenza, perché c'è già nella provincia di Catanzaro. Mi pare irrisibile la cosa per com'è. Poi certo il TAR si occupa di tante cose, ma dubito che possa occuparsi in modo serio anche di una proposta del genere. Intanto a Montalto è stata inaugurata questa mattina la struttura ambulatoriale dell'AFT Valle Crati. Questo comprensorio si pone come punto di riferimento territoriale per la medicina di base. Presenti all'inaugurazione anche il sindaco di Montalto Fugo e l'assessore regionale Gianluca Gallo. È stata appena inaugurata e sarà operativa da lunedì 8 febbraio la struttura dell'AFT Valle Crati a Montalto Fugo. Si parte con un nuovo progetto delle nuove forme aggregate della medicina territoriale che vede coinvolti 27 medici di famiglia per un totale di oltre 30.000 pazienti. In questa struttura questi 32.000 utenti potranno trovare una risposta sanitaria sia per quanto riguarda le urgenze, perché abbiamo gli ambulatori dedicati ai codici bianchi, e poi abbiamo invece la gestione della medicina territoriale. Qui ci saranno sempre 2 medici presenti con personale infermieristico e amministrativo per rispondere un po' a tutte le esigenze anche di ordine burocratico, amministrativo. L'ambulatorio per il momento è H12 dalle 8 di mattina alle 20 di sera. All'inaugurazione erano presenti molti volti noti della politica e dell'ambiente medico. Immancabile la presenza del sindaco di Montalto Fugo e dell'assessore regionale Gianluca Gallo. Questi dottori hanno il merito di aver implementato un po' quello che è il servizio sanitario sul territorio e hanno addirittura in animo la voglia di aumentare ulteriormente e di creare un'altra struttura gemella. Oggi con questa iniziativa ritorna il territorio, ritorna con i medici di base che daranno un'assistenza di base, che riusciranno a decongestionare il pronto soccorso e che quindi è un esempio che spero che anche in altre parti della nostra regione sia imitato, proprio per far sì che la sanità riparta dalla base, riparta dal territorio e dall'assistenza di prossimità. Questo comprensorio si pone come punto di riferimento territoriale per la medicina di base e non solo. L'obiettivo della struttura è quello di limitare gli accessi impropri in ospedale e l'augurio di aiutare anche in questa situazione di pandemia. In prospettiva noi stiamo collaborando con l'azienda per riuscire ad ottenere anche la collaborazione degli specialisti ambulatoriali, così come facciamo col nucleo, per monitorare tutte le patologie croniche più importanti, diabete, ipertensione, broncopneumopatie ostruttive, e dare risposte in termini di strumentali. Quindi fare elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, ecodoppler, visite oculistiche. Questo però è ancora un futuro. Tensione invece alta alle Terme Luigiane perché c'è un braccio di ferro fra i sindaci di Acqua Appesa e Guardia Piemontese e la Sateca, la società che gestisce gli impianti termali. Vediamo che cosa è successo. Unitamente al sindaco di Guardia chiediamo ufficialmente al comandante della polizia locale di apporre un lucchetto con catena aggiuntivo a quello esistente, perché per come è stato detto ci riserviamo poi di fare il verbale di consistenza. Intanto cristallizziamo la situazione, questo è il lucchetto e la catena che preghiamo di apporre per poi spostarci agli altri beni. Lei è un pubblico ufficiale, è sicuro di quello che sta facendo? No, io sto chiedendo a lei. Io sono sicuro. Lei è sicuro di quello che sta facendo? Mi esibisce il titolo in base al quale sta procedendo? Può procedere, grazie. Chiedo tutela. Guardi, se io le mani sulle mani faccio La tensione è altissima ieri pomeriggio e a sera la decisione della Sateca, che testualmente scrive: per decisione dei sindaci di Acqua Appesa e Guardia Piemontese si è decretata la fine dell'attività termale delle Terme Luigiane. Sopruso inaudito, queste le parole dell'azienda circa la riconsegna dei beni di proprietà comunale. Le amministrazioni hanno proceduto all'acquisizione del compendio delle Terme Luigiane. Davanti ai cancelli i dirigenti della
dell'azienda, i legali, i dipendenti, l'opposizione, i lunghi attimi di confusione, un'avvertenza in cui sembra non esserci nessuno spazio di negoziazione, di dialogo. I sindaci Francesco Tripicchio di Acquappesa e Vincenzo Rocchetti di Guardia Piemontese denunciano quello che definiscono un atto illegittimo. La Sateca dal canto suo chiede: la regione titolare delle acque esiste ancora in Calabria? Nel mezzo l'angoscia dei 200 lavoratori che hanno perso la speranza. E torniamo invece adesso ad occuparci della bufera giudiziaria che ha coinvolto l'ASP di Cosenza, perché lo ricordiamo sono 19 in tutto gli indagati coinvolti, fra gli altri ex dirigenti dell'azienda sanitaria e gli ex commissari alla sanità calabrese Scura e Cotticelli. Il sistema svelato dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Cosenza ha danneggiato anche e soprattutto la collettività. Emergono particolari allarmanti alle carte dell'inchiesta sulla gestione all'ASP di Cosenza, una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Cosenza, guidata dal procuratore Spagnolo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha fatto luce sulla falsificazione dei bilanci, sulle progressioni di carriera, sull'indebitamento dell'ASP. Numerose le intercettazioni che hanno svelato il sistema Cosenza, un sistema che negli anni ha leso tra l'altro gli interessi di chi aveva diritto a quei posti occupati abusivamente, ma anche della collettività che ha diritto ad una sanità senza sprechi e che funzioni correttamente. È un sistema che ha drenato grossi fondi dalle casse dello Stato per finalità diverse da quelle per cui l'ente è costituito e deve operare. Il danno è generalizzato, è per il cittadino in termini di assistenza, è per lo Stato in termini di spesa ed è per la comunità in genere, perché si è foraggiato forse una parte di malaffare che andava evitata, insomma, in questo modo. Sono in tutto, lo ricordiamo, 19 le persone indagate, tra loro ci sono ex dirigenti dell'ASP e anche gli ex commissari Scura e Cotticelli, un'inchiesta che ancora non è conclusa e che ha svelato le anomalie nei conti e nella gestione della più grande ASP della Calabria. Quello che desta allarme è che nello stesso ambito controllori e controllati sono coinvolti in falso e in abuso d'ufficio. Il questore di Cosenza, Giovanna Petrocca, racconta ai nostri microfoni i servizi predisposti durante questo anno di pandemia, con i poliziotti sempre in prima linea nonostante il rischio contagio. Non solo attività di contrasto alla criminalità, ma dall'inizio della pandemia i poliziotti della Questura di Cosenza sono quotidianamente impegnati nei controlli disposti affinché vengano osservate le direttive impartite dal livello centrale per contenere la diffusione del contagio. Non abbiamo abbassato la guardia assolutamente, nemmeno nei momenti in cui sembrava che ci fosse una tranquillità anche se relativa. Uomini e donne della Polizia di Stato però, nonostante le misure adottate per tenere fuori il virus dagli uffici, a rischio contagio, visto che sono quotidianamente a contatto con i cittadini. Quando è iniziata la pandemia abbiamo avuto solamente per fortuna 33 contagiati, quindi anche non solo la questura ma anche i commissariati dei distaccati, e anche contando anche la ferroviaria e la polizia stradale. Quindi su un organico di quasi 900 persone abbiamo avuto solamente una percentuale molto bassa rispetto ad altri uffici. È chiaro che poi l'imprevisto può succedere. Per esempio in questi giorni abbiamo avuto un piccolo focolaio in un ufficio della questura dovuto al fatto che uno dei ragazzi dell'ufficio chiaramente inconsciamente aveva contratto il virus da un familiare positivo e quindi ha esteso il contagio a un gruppetto di 6 persone della sua squadra, quindi persone che lavorano insieme. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo in un ufficio di polizia. Cioè, il personale non può fare come il personale civile, per esempio il lavoro da casa. Certo, abbiamo preso degli accorgimenti, nel senso che magari si alternano con i turni, parte di una squadra lavora un giorno, parte di una squadra lavora un altro giorno, però siamo
poliziotti, cioè noi siamo a contatto con la gente, non è che l'operatore della volante dice io non faccio quell'intervento per lite in famiglia perché ho paura di prendere il virus. È inammissibile una cosa del genere. Quindi noi siamo ben coscienti dei rischi che corriamo, però tutto quanto c'era stato da predisporre è stato predisposto. Ma come si affrontano gli interventi quotidiani in questo periodo di emergenza sanitaria? È chiaro che i poliziotti non sono dei supereroi, non sono dei robot e non sono delle persone che sono immuni da contagi o da pericoli, ma le situazioni si affrontano così come un poliziotto, una persona che indossa la divisa la deve affrontare, cioè si va a fare l'intervento cercando di prendere tutte le cautele, tutte le misure possibili, la mascherina e quant'altro è previsto, ma l'intervento si fa, non solamente perché è un obbligo di legge intervenire dove c'è una situazione che potrebbe degenerare, per esempio una lite in famiglia, che è uno degli interventi più delicati, no? Perché le liti possono degenerare in qualcosa di molto più grave, ma perché è un dovere morale, che il poliziotto è poliziotto sempre, con il Covid o senza Covid. A Siderno invece adesso, dove tra qualche mese i cittadini torneranno alle urne per la scelta del primo cittadino, intanto i commissari straordinari hanno annunciato alcune iniziative. Tra qualche mese a Siderno si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. Già una prima data era stata stabilita per il mese in corso, febbraio appunto, ma l'emergenza sanitaria ha consigliato un differimento. Tuttavia il lavoro dei 3 commissari straordinari che da 2 anni lavorano a Siderno si sta avviando verso la conclusione. Novità importanti arrivano dal Palazzo Municipale, questo vuole essere un segno di rinnovamento e di speranza per il futuro. Si faranno lavori per il rifacimento stradale di alcune zone periferiche un tempo considerate troppo trascurate, e poi ci saranno anche interventi sulla viabilità nel centro della città ionica, che ha peraltro un turismo molto elevato da primavera a fine estate. Ma non solo questo, ci sarà una lotta all'abusivismo, ad esempio saranno controllati tutti i potenziali allacci idrici abusivi, e poi c'è una novità importante, sarà potenziato il corpo di polizia municipale, quindi un bilancio quasi consuntivo da parte dei 3 commissari sta per essere definito, e questo lo si vuole far chiaramente percepire anche alla cittadinanza, che poi dovrà scegliere quale sarà il suo nuovo governo politico. Ricordiamo che già 4 liste erano presenti, o meglio 4 candidati supportati da diverse liste. Ora il differimento della data ha chiaramente imposto dei cambiamenti, si vedrà alla griglia di partenza se saranno confermati 4 sindaci aspiranti oppure se ci saranno delle novità. Adesso a Corigliano Rossano, dove si è discusso della valorizzazione della cultura locale, della storia e dell'archeologia come volano di sviluppo per tutto il territorio della Sibaritide. Il Castello Ducale di Corigliano Rossano ha ospitato un interessante incontro in diretta streaming sul tema Visioni di archeologia e crescita di un territorio, riflessioni sul patrimonio culturale, nuovi modi di valorizzazione e fruizione. L'evento, che si è avvalso del contributo sia in presenza che in collegamento streaming di autorevoli esponenti del mondo della cultura, rientra in un ampio progetto dal titolo Siamo Culture, ponte tra Oriente e Occidente, fortemente voluto dall'assessorato alla città della cultura e della solidarietà di Corigliano Rossano, in collaborazione con Officine delle Idee. Come primo incontro d'archeologa ho voluto avviare questa riflessione condivisa con un focus sui beni archeologici, un confronto, uno scambio di idee, di opinioni, di riflessioni, ma anche di proposte su quello che si potrà fare e si vorrà fare con rappresentanti autorevoli del mondo dei beni culturali e dei beni archeologici. Il progetto sta ponendo le basi per la realizzazione di un piano operativo che possa valorizzare la città attraverso una visione culturale e sociale condivisa e partecipata, che metta al centro la cultura e l'amore per il proprio patrimonio materiale ed immateriale.
L'obiettivo è quello di far uscire fuori la bellezza di Corigliano Rossano, ma non solo, di avviare la costruzione di una rete che possa ristabilire azioni, sinergie anche tra i comuni della Sibaritide, di quella che era la Sibaritide antica, quindi della Cora appunto di Sibaris. Il Ministero ha ritenuto di dover dotare il Parco Archeologico di Sibari e il Museo della Sibaritide e alcuni altri istituti collegati di un'autonomia speciale che sicuramente metterà in condizione l'istituto nuovo di agire meglio sul patrimonio che gli è affidato, ma soprattutto di integrarsi con il territorio in un'offerta culturale che sarà completamente rimodulata, ma che sarà in realtà concordata con le realtà territoriali. Questa regione ha 2500 anni di storia, di Magna Grecia, viviamo in un territorio, soprattutto nella provincia di Cosenza, che è stato estremamente importante in quell'epoca. Questo può diventare veramente un volano di grandissima importanza per tutto quello che vorremmo fare anche come Confindustria in termini di turismo, e credo che sia questa un'occasione che bisogna replicare. Sono temi di cui dobbiamo assolutamente occuparci di più probabilmente in questa regione. Parliamo invece adesso di calcio di Serie B, perché un pareggio, una vittoria per le due squadre calabresi. Il Cosenza non va oltre l'1-1 con la Spalla al Marulla, mentre la Regina sbanca l'Adriatico di Pescara. Vediamo. È diventata davvero un tabù la vittoria casalinga per i Lupi, che oggi pomeriggio al Marulla non sono andati oltre il pari con la Spalla. La squadra di Occhiuzzi non riesce a invertire la rotta e conquista un punticino che però fa morale contro un avversario tosto che al pronti via prova ad impensierire i padroni di casa Convaloti, che calcia di destro dalla distanza, ma la sua conclusione è debole ed è facile preda di Falcone. Poco dopo è Sciaudone a provare il tiro dai 20 metri, ma Beriscia è attento e blocca in due tempi. La squadra di Marino al 17esimo mette i brividi ai rossoblù con questo destro a giro di Strefezza che sfiora il palo. Il match è equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra, ma la svolta arriva al 25esimo, quando Sciaudone su assist di Tremolada sblocca il risultato con questo piattone vincente. Il Cosenza è arrembante, ha la chance per raddoppiare poco dopo con Carretta, dribbla un difensore, poi calcia da posizione defilata, ma la sfera termina sul fondo. Nella ripresa i ferraresi provano a ristabilire la parità, ma Falcone è reattivo e con i piedi si oppone alla conclusione ravvicinata di Ranieri. Poi sulla ribattuta la sfera termina alta sulla traversa. È il preludio al gol che arriva puntuale sugli sviluppi di un corner. Al 12esimo è Mora a riequilibrare la sfida con un colpo di testa che incoccia prima sulla traversa e poi si insacca alle spalle di Falcone. 1-1 è tutto da rifare, ma quanta fatica. Falcone compie un miracolo sul destro al volo di Valoti e al 25esimo fa lo stesso Beriscia sulla conclusione di Tremolada e alla mezz'ora su quella di Trotta. I padroni di casa ci provano fino alla fine e l'estremo ospite è costretto agli straordinari su questa punizione a giro battuta da Tremolada. Il finale è un assedio degli emiliani che si vedono prima annullare un gol per sospetta posizione di fuorigioco e nel finale è Falcone a dire no alle conclusioni ravvicinate dei biancocelesti. Finisce con un punto ciascuno, ma neanche il tempo di rifiatare che martedì si torna in campo con il Cittadella. Servono le vittorie, sono d'accordo, normale che prendi buono un punto con una squadra alta classifica, ma a noi servono le vittorie, sono d'accordo. Ne sono consapevole, stiamo lavorando per questo e per ogni gara, ripeto, vedrete una squadra che è battagliera, una squadra che ha coraggio, che cerca di esprimere il gioco, cerca anche di andare a prendere alti gli avversari. Ecco, squadre come oggi che poi magari ti aprivano molto, non è a volte semplice, devi trovare dei tempi di scalate, quindi lavoriamo, quindi ha un dispendio energetico importante e quando poi in questa pressione in avanti recuperi palla devi essere bravo a fare un break, a breccare in avanti per trovare le soluzioni giuste. Termina invece il digiuno della Regina che all'Adriatico fa la voce grossa con il fanalino di coda Pescara condannato alla quarta sconfitta consecutiva e rilancia la propria posizione in classifica. La squadra di Baroni inizia subito forte, determinata a portare a casa il risultato, ma la gara soprattutto nei primi 45 minuti sembra bloccata con il Pescara che chiude gli spazi e non concede nulla ai calabresi, costretti a fare di necessità virtù. La svolta arriva nel secondo parziale
finale quando il tecnico Amaranto cambia qualcosina e spiazza gli avversari. Denis, dopo aver gettato alle ortiche un'occasione facile al 72esimo, si fa perdonare con questa rete che vale il riscatto. Pochi minuti più tardi è ancora la Regina a trovare il raddoppio con Montalto servito da Bianchi. Nel finale i padroni di casa rischiano di capitolare, ma gli Amaranto si accontentano delle 2 reti e portano a casa 3 punti d'oro in chiave salvezza. Il clima teso poi allo stadio Adriatico alla fine della gara fra Pescara e Regina. Il tecnico Brede è a rischio esonero anche se c'è questa gara ravvicinata con la capolista Empoli. Intanto all'esterno dello stadio alcuni tifosi hanno contestato la squadra che ha dovuto lasciare l'impianto poco prima delle 17:30 alla presenza delle forze dell'ordine. Adesso vediamo la nostra rubrica dedicata ai libri. Ci sono libri dal grande cuore, non solo perché fanno riflettere, ma anche perché lo fanno e lo sanno fare con il sorriso. È il caso di Favoloso, un libro di favole per tutti di Antonio Filippelli. Vi dico che i proventi di questo libro saranno devoluti alla terra di Piero, che il libro ha avuto un grande successo e sarà in ristampa, quindi lo troverete dal 15 febbraio proprio nei locali dell'Associazione della Terra di Piero. Sui contenuti vi lascio all'autore. Questo libro dal costo di soli 6 euro, i quali andranno tutti quanti in beneficenza alla Terra di Piero, è stato scritto nel corso degli ultimi 6-7 anni. È un progetto che ho voluto fortemente, visto il periodo buio che stiamo attraversando a livello storico, perché per l'appunto raccoglie 4 favole dove in ognuna di esse c'è un lieto fine, proprio in questo periodo, dicevo, nel quale abbiamo fortemente bisogno di lieto fine. È un libro non solo per bambini, perché la struttura letteraria è per ragazzi dai 10-12 anni per quanto riguarda la lettura, per l'ascolto invece è davvero per tutti, anche per bambini molto piccoli. È un libro di cui vado orgoglioso e fiero perché racchiude tutte le mie emozioni e tutti i miei sentimenti. Io da sempre ho sfogato le mie emozioni, la mia rabbia, il mio stupore, la mia meraviglia tramite la scrittura. Metto dentro tutto ciò che riguarda il mio modo di pensare sul mondo e i vari problemi che lo affliggono. Si veda l'inquinamento, il razzismo, la solitudine, l'emarginazione e quant'altro. Tutto ciò viene descritto in maniera giocosa, in maniera favolistica, in queste 4 favole, nella quale appaiono i nomi dei miei nipotini. Un ottimo prodotto che consiglio di acquistare perché, ripeto, i proventi vanno alla Terra di Piero per i suoi progetti solidali e poi è una lettura scorrevole, facile, che diverte e fa passare ai bambini mezz'ora, un'oretta diversa. Ed è utile anche per la buonanotte, per metterli a dormire. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ultimi 2 giorni in compagnia di un'alta pressione di origine africana che apporta tempo stabile e temperature miti in maniera anomala sui versanti tirrenici, mentre su quelli ionici fresco e foschie o nebbie. A partire da domenica pomeriggio però si verificherà un peggioramento del tempo con il ritorno delle piogge. Domani nella notte, a cavallo con sabato, ancora foschie dense e banchi di nebbie sui litorali ionici, tranne del Crotonese, ma in rapido dissolvimento. Al mattino nuvolosità variabile per passaggio di nubi medio-alte, ma senza fenomeni. Dal pomeriggio possibilità di piogge sparse più frequenti in tarda serata sul Cosentino tirrenico. Temperature ancora molto miti ovunque, questa volta anche su gran parte dei versanti ionici. Domani mari generalmente mossi, ma dal pomeriggio il Mar Tirreno al largo e il Mar Ionio diverranno molto mossi a causa di venti dei quadranti meridionali che nel corso della giornata si intensificheranno gradualmente diventando localmente forti. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.